Si è rivisto tutto il Cagliari, quello con i pregi e quello con i difetti, una squadra capace di creare gioco, una squadra capace di creare tantissime occasioni, magari di sfruttarne una sola parte di quello che riesce a creare, ma soprattutto è anche il Cagliari che invece rinuncia troppo presto a tenere il pallino del gioco e aspetta che finisca la partita pensando di poter gestire il risultato. La sintesi della gara con il Parma è soprattutto in questo, un primo tempo con una bella partita, con due squadre che hanno mostrato di meritare la posizione in classifica e di poter ribattere colpo su colpo, e anche nel primo tempo ai punti un Cagliari che ha trovato per primo il gol e che poteva realizzare il raddoppio tanto da poter chiudere un po' il discorso, e invece nel finale è stata raggiunta dal gol di Kučka dopo quello di João Pedro. Nel secondo tempo il tema invece è cambiato, con un Cagliari che è iniziato immediatamente bene, ha avuto subito le occasioni per passare, ha sprecato un rigore con João Pedro, ma poi ha trovato il gol del vantaggio con Simeone. Sembrava essere l'inizio di un secondo tempo diverso, con il Parma a faticare un po' di più. Questo invece non è avvenuto, perché col passare dei minuti il pallone è rimasto più spesso nei piedi dei giocatori avversari di quanto sia rimasto in quelli dei giocatori del Cagliari, che forse anche per evitare di esporsi al contropiede del Parma hanno pensato di poter difendere stando un po' più arroccati, col baricentro del gioco un po' più all'indietro, e così invece è capitato l'esatto contrario, che non arrivando il gol del 3-1 il Parma ha avuto coraggio, ha pressato fino alla fine ed è stato premiato, sì, da un incidente, da un'occasione, da un gol all'ultimo secondo, ma comunque sia è stato premiato per la caparbietà che ha avuto e, se vogliamo, per il fatto che il Cagliari non ha tentato di ribattere colpo su colpo come ha fatto nella prima frazione di gioco. Un 2-2 che comunque è lo specchio della salute delle due squadre e che rimanda ad altre valutazioni. Il Cagliari dopo 3 giornate di ritorno agli stessi punti dell'andata, anche se nella partita d'andata aveva punito il Parma nella sua tana, stavolta invece ha permesso che la squadra emiliana andasse via con un punto insperato che rimanda ancora all'appuntamento con la vittoria, che ormai manca dal 2 dicembre, e quando poi diventa una malattia è più difficile anche da sbollire questo problema del Cagliari. Ora c'è l'opportunità di farlo in trasferta contro il Genoa, bisogna essere un po' più cinici, un po' più attenti, ma anche un po' più coraggiosi, evitare di avere il braccino corto nel momento in cui la partita si può vincere anche in modo un po' più rotondo e non necessariamente con un solo gol di vantaggio.